Allora, vi faccio vedere come realizzare questo sacchetto di carta. Da un foglio rettangolare si fa una tegolina da un lato, si mette la colla lungo tutto il bordo e si piega in due il foglio. Ne prendo uno già incollato, che sarebbe, perché un po' poi dovrà asciugare. Si fa una piega di circa 6 cm, si apre e si piegano gli angoli in questo modo. Guardiamo dove c'è la piegatura per andare dritte dritte. Poi si fa una piega da un lato coprendo la parte centrale, così, metti la colla, questo è il fondo della busta, e una piegatura dall'altra parte. Vediamo che qua c'è ancora il segno della piegatura di prima che incrocia con queste due, da un lato e dall'altro. Ok? Se noi guardiamo da qui a qui ci troviamo sulla stessa linea, quindi ripieghiamo ancora da questa parte e lungo tutto il foglio, da una parte e dall'altra. Ok? Poi ripieghiamo al contrario in maniera tale che rimane il segno. Ok, lo riapriamo, infiliamo la mano dentro e rigiriamo la parte che abbiamo piegato all'interno. Una parte e dall'altra. Vedi? In questo modo abbiamo il nostro sacchetto. Possiamo ripiegare così, oppure forare e mettere i manici.